Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa e Città, bentornato al Vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi, benvenuto al Dottor Aldo Raul Becce, psicoanalista ed ex presidente di Jonas Italia, che è una istituzione fondata da Massimo Recalcati. Oggi affrontiamo un problema piuttosto, diciamo, importante, perché il problema del disagio minorile e giovanile. Questo argomento è stato al centro qualche tempo fa di un incontro in cui il dottor Becce ha partecipato ed mi incuriosiva anche il sottotitolo del convegno, che era appunto il disagio giovanile e minorile veniva affrontato come anello debole in un imminente futuro, che è un titolo piuttosto pesante. Per dire la verità, un titolo piuttosto importante. È vero, no, che le generazioni più giovani, adesso poi sui termini adolescenziale, giovanile, eccetera, ci si può anche mettere d'accordo, però c'è un disagio facilmente riscontrabile, che è un disagio dovuto per certi aspetti all'età, perché è anche vero che forse a quell'età pure si deve sentirsi un pochettino a disagio, ma certamente, mettiamola così, la società non aiuta. Certamente la società non aiuta. Ho letto uno studio che diceva che c'è un malessere globalizzato che riguarda un po' tutti gli adolescenti, tutti i ragazzi, i giovani, ma a dire il vero noi ce ne rendiamo conto come riguarda anche il mondo adulto, per cui sì, forse hanno meno freni inibitori e lo esprimono molto più chiaramente. Tante volte siamo in una società che guarda alla punta dell'iceberg, per cui per esempio il tema della criminalità, piuttosto che ai gravi disturbi che possono esserci. In realtà c'è un disagio e un malessere che è molto ampio e che ci mette in discussione sulla nostra capacità di comunicare speranza e di incentivare, incoraggiare a prendere in mano un po' la propria vita, ma anche con fiducia. Io penso che anche come Chiesa su questo che dobbiamo metterci fortemente in discussione su come non riusciamo ad accompagnare adeguatamente i ragazzi e i giovani di oggi, che c'è una prospettiva bella, che la loro vita è una benedizione, che sono dei benedetti, che sono amati, però facciamo una gran fatica che loro possano accedere ad un qualcosa di personale per il quale non restano vittime di questo malessere. Perché il titolo era, dottor Becce, così duro, insomma? Perché è così dura la vita dei ragazzi di oggi? Perché loro sono nati dopo la crisi del 2008, sono tutti figli di questa crisi, che dalla nascita hanno sentito una cantinela, una musica di fondo. Non c'è futuro, quello che tu studi ma alla fine non lo farai, e dopo, come ha detto lei, loro sono i nostri figli, sono figli di questo mondo, e quindi noi dobbiamo allargare lo sguardo e vedere chi sono i genitori, non i genitori biologici, noi stessi. Le guerre, i bombardamenti, i bambini morti, in un'epoca di un cinismo generalizzato, dove si bombarda un ospedale oggi e non c'è l'orrore dell'atto, e quindi loro crescono e queste sono le lezioni, perché c'è una scuola che dà delle lezioni, sì? Dopo c'è la lezione del mondo, e il mondo dà delle lezioni perché loro guardano, vedono, ci vedono. Sono i nostri eredi. Quindi io sono tra quei psicologi che non punta il dito sui ragazzi, perché ci sono molti che li guardano, come io dico, come guardando la vita dei pinguini, come se fosse un'altra specie, come si uniscono, e soprattutto, come diceva lei, dal punto di vista della criminalità, dal punto di vista delle trasgressioni. Quindi una quota di trasgressione è assolutamente necessaria, perché l'adolescente viene per esserci, e per esserci devi rompere la matrice
che ti ha generato. Sì. Ecco. Lei, Monsignore, anche rispetto a quella che poteva essere la sua esperienza prima di arrivare a Trieste, aveva colto, poi magari la stessa domanda che pongo anche a lei, anche in questo caso c'è come dire, un pre-pandemia e post-pandemia, oppure un certo disagio si intravedeva già prima e la pandemia può averlo eventualmente amplificato, eccetera? Certamente tanti disagi c'erano già anche prima della pandemia, certamente l'adolescenza, la crescita, l'assunzione delle responsabilità degli adulti, il prendere decisioni è sempre stato problematico. Se ciascuno di noi è un po' onesto e riguarda la sua vita, sa riconoscere, poi ognuno ha la sua biografia, ci mancherebbe. Però certamente con la pandemia ci sono stato un lungo periodo dove le relazioni quelle solide, perché ci sono anche le relazioni digitali, ci mancherebbe, anche le connessioni che tutti noi abbiamo con le videochiamate e così via, che sono anche quelle relazioni. Ma diciamo che per quello che io ho capito è che là dove ci sono amicizie solide, là dove ci sono delle relazioni che non sono perfette, ma che in ogni caso queste relazioni consentono di essere davanti ad un tu con il quale relazionarsi, magari anche quel tu del genitore o dell'insegnante con il quale si entra in conflitto e c'è da imparare a gestire il conflitto. Ebbene, queste relazioni sono quelle che consentono anche di ritrovare le energie per affrontare la vita e per guardare al futuro, anche sapendo di dover magari anche battagliare per portare avanti qualcosa. Per cui mi pare di aver capito che sembra magari per qualcuno la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà là dove ci sono relazioni solide, anche se imperfette, anche se difettose come sono quelle normali della vita, lì i nostri ragazzi stanno meglio. Là dove invece ci sono queste relazioni labili, di appartenenze così multiple ma per le quali non ci sono amicizie vere, dove non ci sono degli adulti con i quali confrontarsi, ripeto, anche a partire da posizioni differenti, diventa tutto più faticoso. La pandemia ha portato che tante volte le relazioni e diciamolo anche il fiorire sempre di più dei social, per cui i nostri ragazzi che stanno ore e ore sui social, sono relazioni, ma non sono di quella solidità che li rafforza, per esempio anche nella gestione dei fallimenti e dei conflitti, che tante volte dopo noi vediamo il fenomeno che lì tirano fuori il coltello, che lì c'è una relazione malata tra un ragazzo e una ragazza. Perché? Ma perché prima, fin da piccoli, non si sono allenati in queste relazioni, ripeto, solide. Mm-hmm. Stessa domanda? Assolutamente sì, anche lei è un operatore sociale come me e, come dire, ascoltiamo le anime, tutti e due, quindi percepiamo lo stesso. La pandemia per me ha prodotto un movimento inverso all'adolescenza. Se l'adolescenza è quel cammino che ti porta dalla famiglia al gruppo, la pandemia ti ha fatto rientrare a casa. C'è una specie di regressione generalizzata a quelli che avevano fatto i primi passi per il mondo e il mondo diceva ancora una volta: questo mondo non è per te, non puoi transitarlo, è pericoloso, può produrre la morte, quindi rientra a casa. Questo ha prodotto un disagio che molti dei nostri adolescenti, come hanno fatto? Hanno creato un tempo proprio in adolescenza, cioè vivevano di notte, come si vive nell'adolescenza molte volte, che hanno il sogno cambiato come i bambini, voglio dire, ecco, no? E dopo lei diceva rispetto alla costruzione di rapporti solidi. Siamo in un'epoca di costruzione di rapporti liquidi, direbbe Zygmunt Bauman, no? Rapporti precari, quindi bisogna, tutti noi abbiamo la responsabilità, credo, di creare opportunità di incontro, cioè che una generazione incontra l'altra. Adulti del riferimento, che non sono l'adulto della ramanzina,
Sì. È l'adulto dell'incontro, perché l'incontro cambia una vita. La mia vita come adolescente è stata cambiata da un incontro e nel teatro ho incontrato una persona che ha cambiato completamente la mia vita. La mia vita se ne stava andando, ma molto chiaramente. Quando ero più convinto era il momento in che ero più perso. E in quel momento ho incontrato qualcuno che mi ha ascoltato, che mi ha detto cosa ti succede. Io le ho parlato di una infatuazione che avevo in quel momento con il nazismo. E avevo 13 anni. Ero infatuato di questo. Chiaro, ero molto solo e vedevo un uomo che riusciva a tenere masse di persone. E quindi io dicevo, io voglio qualcosa del genere. E lo racconto a un adulto del riferimento. E questo adulto del riferimento, che era scenografo nel teatro dove lavoravamo, che cosa ha fatto? Mi ascoltava e mi ha ascoltato. Noi camminavamo del teatro a casa nostra, prima si fermava a casa sua e dopo io continuavo da solo. Quel giorno lui ha fatto una cosa che io me ne sono accorto, non si è fermato a casa sua, ha continuato ad accompagnarmi fino a casa mia. Io non ricordo cosa mi aveva detto, ma vi assicuro, quella infatuazione, quella sera ha fatto puff e via. E la mia vita poteva in quel momento prendere quella strada se non avessi incontrato lui. Per questo l'adulto, noi dobbiamo essere sempre disponibili all'incontro, aperto all'incontro, perché lo cercano disperatamente. Sì. Molto più di quanto possa sembrare. Precisamente perché ti rifiuto, perché ti provoco, perché ti prendo in giro, mi appello, diciamo noi come psicanalista, a una tua risposta, a vedere come è come se fosse un gioco di carte, gioco le carte più pesanti che ho per vedere. Quindi come io sono stato salvato, forse da lì nasce lo psicologo, che piace tanto, a me piace tanto incontrare gli adolescenti, ho 70 anni. Che venga un adolescente al mio studio e che resti, per me è un miracolo. Sì, io condivido questa, la logica dell'incontro e dell'incontro anche con degli adulti che sanno ascoltare, che sanno anche raccontare, che hanno capito qualcosa della vita, come anche su altre cose restano ancora aperti nella ricerca. Io penso che oggi, e condivido davvero, non si tratta di puntare il dito contro i ragazzi e contro i giovani, è troppo facile questo, la ricerca del capro espiatorio, la condanna facile, invece c'è un malessere della vita, ripeto, pervasivo. Eppure come adulti qualche ragione, qualche cosa, qualche punto di orientamento nel viaggio della nostra vita l'abbiamo trovato. Ecco, io penso che raccontare i punti di orientamento, ecco, è evidente per me è che io tengo fisso lo sguardo su quel Signore Gesù che mi consente di trovare come una bussola dentro la confusione del mondo una parola che mi orienta e mi consente di non essere perso tra... Ecco, ma io penso che semplicemente anche l'ascolto e la testimonianza di quello che a te ha consentito di uscire da quel dramma di solitudine, di angoscia. Per la mia piccola esperienza, anche adesso, quando mi capita di incontrare anche gruppi di adolescenti o di giovani, sui temi esistenziali forti, che sono il bene e il male, la vita e la morte, mi è capitato anche, già lo dicevo, magari anche in altri linguaggi, come per Pasqua in carcere c'era il Vangelo di Giuda, e di Giuda che poi si suicida, e Pietro che invece piange amaramente e sceglie la vita. Ecco, cioè ci sono temi forti che uno li tiene nel segreto della sua coscienza. Riuscire a dare una parola, cioè un linguaggio per il quale tu cerchi di decifrare, che non sia giudicante, ma che sia invece
la possibilità di non restare nell'angoscia di quelle emozioni per le quali non hai nessuno. Ecco, io penso che questa sia una sfida del mondo degli adulti, della Chiesa, degli psicologi, di un genitore, di un insegnante, di tutti quanti. Molto spesso quando si parla di queste problematiche si adopera un verbo che è intercettare, no? Bisogna intercettare i giovani nei loro momenti di debolezza, peraltro anche nei momenti positivi, insomma, non è che... non so se il verbo è corretto, cioè, la domanda potrebbe essere semplicemente come li intercettiamo, come ci poniamo per intercettarli. Questa è una domanda per entrambi. La parola intercettare a me viene quando ti intercettano la linea telefonica. Sì, vuol dire che qualcosa noi dobbiamo entrare in qualcosa di privato per ascoltare loro. No. Io credo che bisogna esserci. Per questo ponevo la domanda, perché quel verbo non è che proprio sia un verbo elegante, insomma. C'è una questione che dicevo strutturale. Il ragazzo, per poter esserci, deve in qualche modo rompere con la famiglia, rompere diciamo, con la struttura familiare. È un processo molto doloroso. Sono tutti in lutto in una casa di un adolescente, perché il bambino non c'è più, sì? Ecco, quello che appare un essere molte volte estraneo, ecco, che come io dico prende possesso della sua stanza con il suo odore, come un animale, per cacciare via tutti quanti e crearsi lo spazio privato. Quindi come esserci con quello? Perché devo fare il lutto del bambino che ho cresciuto, che non c'è più. Non c'è più. E c'è quest'altro che viene a rispondermi al posto del bambino. Quello è molto doloroso anche per l'adolescenza. Non poter rifugiarsi nell'infanzia, non poter sognare l'infanzia. Mi ricordo una mia paziente, una giovane adolescente, che ogni tanto andava in soffitta, tirava fuori i giocattoli e pettinava le Barbie. E la trovava la mamma, questa ragazza spavalda, pettinando le Barbie. Cioè ritornando a quell'infanzia dove tu non puoi tornare perché il gruppo di adolescenti ti sbarra il fare il bambino, devi fare l'adolescente. Tutto questo processo è molto doloroso, è molto difficile. Se noi ricordiamo la nostra adolescenza, della quale ho raccontato un episodio di svolta della mia vita, ma dopo anche l'esserci nel gruppo, il come parlare, che maschera indossare, che maschera ti fa indossare il gruppo, è tutto un grande trambusto. Sto parlando dell'adolescenza, non ancora del disagio minorile. Però questo è il disagio strutturale. Noi dobbiamo offrire opportunità di incontro, posti di incontro, dove le persone tornano a incontrarsi di persona e torna, come diceva lei, la narrazione. Perché siamo in un'epoca di informazione e non di narrazione. Io penso che c'è questa grande crisi educativa per la quale non dobbiamo imputare colpe, ma metterci in gioco e anche con un po' di speranza e incoraggiare i genitori ad essere genitori, gli insegnanti ad essere insegnanti. Incontravo qualche giorno fa un'insegnante che era un po' amareggiata perché aveva avuto un confronto con dei genitori che giustificavano i figli che durante la gita scolastica, usiamo questi termini, andavano da un balcone all'altro e il genitore dire ma non è successo niente e questo genitore sì, ma dobbiamo aspettare la tragedia per renderci conto che invece ci sono dei comportamenti sbagliati. Come ci alleiamo per indicare ai ragazzi che ci sono dei comportamenti sbagliati? Ecco, eppure che cosa resta? Resta che l'insegnante deve restare non in balia del consenso dei genitori o dei ragazzi, ma fare l'insegnante, così anche l'educatore, vorrei dire così anche la Chiesa, cioè che abbiamo il compito di indicargli quei punti di riferimento. Certamente siamo dentro non più epoche autoritarie, ma nelle quali c'è un'autorevolezza da conquistare giorno per giorno. Ed è qui che ci sentiamo tutti un po' fragili, anche come adulti, che ci sappiamo un po' in difetto e allora il rischio è quello che, ma sì, che cerchiamo
lo diciamo dei ragazzi che sono alla ricerca delle visualizzazioni, dei like e così via, ma anche noi siamo un po' in balia del loro consenso, ma non facciamo il loro bene. Sì. Rapidamente pensiamo in chiusura. Ok, non diffido molto dei genitori che si dicono amici dei ragazzi. Dice De Gaulle-Jacques, chi vuole fare l'amico del proprio figlio smette di fare il genitore e non diventerà mai amico. Quindi noi dobbiamo essere, dico a tutti i genitori quando chiedono quel minimo consiglio, dei rompiscatole. Esserci sempre, rompere, essere punto di riferimento, perché questo paga per sempre nel futuro, pagherà nel futuro. Non paga immediatamente ci sarà lo scontro, ma pagherà dopo. Abbiamo chiuso, grazie davvero, ci vediamo la prossima settimana. Grazie.